Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City e benvenuti a Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco, benvenuto a Marco Testoni e salve a tutti quanti, ben arrivati da noi. Allora, oggi Massimo, insomma, è una puntatina di quelle speciali dove andiamo a inoltrarci in una discussione abbastanza sfiziosa, ma anche a tratti inquietante, sotto certi versi. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Oggi però in relazione alla musica. Poi sappiamo bene però Massimo che non è facile questa distinzione, perché ormai l'intelligenza artificiale copre ormai ogni angolo del nostro vivere quotidiano, più o meno consapevolmente. Tu che rapporto hai, Massimo, con l'intelligenza artificiale? È bello che hai riso perché sai già qual è la mia posizione in tal senso. Io sono un oltranzista, proprio un rifiuto totale, Ok, anche allora, se faccio una piccola premessa, così poi entriamo nel caldo di questa discussione con tantissimi ospiti importanti. C'è stata una persona che sui social mi ha detto: ma non ti puoi lamentare di essere oltranzista? È come se qualcuno ai tempi del passaggio dal muto al sonoro avesse detto no, vabbè, ormai è la fine, ma in realtà ogni cosa ha la sua evoluzione, tecnologica, artistica, ovviamente. Devo dire che in tal senso sì, è vero, sono per l'evoluzione e per la rivoluzione tecnologica, però dobbiamo stare sempre molto molto attenti, molto, mm, mm, mm. perché in questo momento la vedo veramente abbastanza dura. Allora, dunque, io inizierei con una breve introduzione anche per cercare di focalizzare un po' di temi. Allora, l'intelligenza artificiale ormai è una realtà che ogni giorno rosicchia una piccola fetta del nostro quotidiano, modellando nuove abitudini alle quali non facciamo neanche tanto caso. ChatGPT, Alexa, Tesla, Siri sono tutti nomi legati all'intelligenza artificiale di uso comune. Nel frattempo però ci poniamo domande: che fine farà il nostro lavoro? Sarò sostituito da un'applicazione? Ci si divide tra contrari, possibilisti e favorevoli. Chi sembra seguire le orme di Ned Ludd, l'operaio inglese che distrusse 2 telai meccanici e che divenne il simbolo della lotta dell'uomo contro le catene di montaggio, ma c'è anche chi, come l'architetto e designer Philip Stark, afferma che in fin dei conti, alla fine, il futuro ha sempre ragione. Resta che l'AI è una realtà che ha fatto improvvisamente irruzione nella vita di tutti e di cui nessuno sembra veramente in grado di capire fino in fondo di quale portata saranno i cambiamenti che comporterà un po' in tutti i campi. Facciamo qualche esempio. L'Unione Europea ha approvato una disciplina ad hoc sull'intelligenza artificiale. Si tratta del AI Act, la prima regolamentazione di questo tipo a livello mondiale. 2. Altro esempio, la Francia intende inaugurare il prossimo luglio un'agenzia chiamata AMIAD per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel settore della difesa, dotata di un pacchetto di 300 milioni di euro all'anno con l'obiettivo di perfezionare gli armamenti, i servizi di intelligence e la pianificazione militare. Tornando a noi, è evidente che la musica non è che un piccolo tassello di questo gigantesco puzzle che rischia di diventare l'intelligenza artificiale, ma noi sappiamo che la musica ha un valore enorme nel quotidiano di ogni essere umano, che va ben oltre il semplice ascolto distratto e superficiale, perché dentro c'è molto, molto di più. Oggi cercheremo con tanti ospiti di parlare di tutto questo, ma prima però Massimo ci fa vedere un video che è diventato virale e che insomma è molto importante per avviare tutta questa nostra discussione su intelligenza artificiale e musica. Ce ne parli un po', Massimo? Sì, allora, voglio fare una battuta. Skynet è dietro l'angolo, questo per i cinefili. Comunque, detto ciò, presentiamo questo video che tra l'altro ci ha dato il là, visto che parliamo di musica, per parlare e per fare questa puntata in diretta. È il video di Valerio Carboni, che è un musicista e cantante che ha realizzato un video, per l'appunto, diventato virale, come dicevi, sull'intelligenza artificiale applicata alla musica. Lo ha fatto testando lui stesso un'applicazione chiamata Vocalist AI, che modifica la voce e l'interpretazione di una melodia partendo da una registrazione vocale realizzata dall'utente. Vediamo cosa è riuscito a fare con questa applicazione disponibile a tutti, quindi mandiamo il video di
questo caro musicista Valerio Carboni. Allora ragazzi, cercherò di essere breve. Ho scoperto, non sono stato il primo, l'intelligenza artificiale, e nel campo della musica ha fatto dei passi da gigante che sono per me impressionanti. Ho scoperto da poco questa applicazione che si chiama Vocalist AI, e quello che fa praticamente, tu canti un brano con la tua voce, lui te la può trasformare, ti fa venire la voce femminile, maschile, una roba, ve la faccio sentire. Allora, questo è il brano originale che ho fatto con un microfono. I did not recognize the fire burning in your eyes. I didn't recognize your feelings. Questa è la mia voce. Cosa faccio? Vado su vocalist.ai. Ci ho fatto l'abbonamento, ci sono un sacco di voci in cui puoi scegliere, ci sono un sacco di caratteri, ne scelgo una a caso per vedere, la tengo alla mia stessa tonalità, carico il file della mia voce appena fatta, lo do in pasto e lo faccio lavorare, e dopo un po' lui fa tutto il suo procedimento, scarico la traccia, la metto al posto della mia traccia, la sistemo un po', e questo è il risultato. Sistemo un po' a livello di sincronia, non cambio niente, così come. I did not recognize the fire burning in your eyes. I didn't recognize your feelings. E questo è già. Però puoi scegliere anche le voci femminili, puoi anche salire di tonalità. Io ne ho presa una, l'ho picciata su di un po', ho fatto la voce e vediamo cosa salta fuori. Io non ho messo a posto niente, non ho intonato niente, non ho equalizzato niente. Sentiamo. I did not recognize the fire burning in your eyes. Siamo finiti. Che poi tu dici in inglese, va bene in inglese, funziona in inglese, provo con l'italiano, faccio una canzoncina in italiano improvvisata. Io muoio senza te e mi sbaglio senza te, perché impazzisco quando non ho te, yeah. Poi metto la versione femminile, sempre picciata, la stessa di prima, e vi sentite? Sentite che roba? Io che muoio senza te e mi sbaglio senza te, perché impazzisco quando non ho te, yeah. L'impressione a caldo sono che siamo finiti, nel senso che siamo nel 2024, non so cosa succederà fra anni a venire, che tu puoi fare una voce, la puoi trasformare, puoi farti dei cori, c'ha delle implicazioni che possono essere utilissime, ma secondo me implicazioni che possono essere pericolosissime, perché adesso questa qua sembra una cantante italiana che non sono io, che non, cioè, diversa. Va bene, voi cosa ne pensate? Cosa ne pensiamo? Abbiamo un bel parterre di ospiti per farcelo dire chi è proprio. Infatti, senti, intanto dopo questo video, che devo dire, chi non l'ha visto magari rimarrà sconcertato come noi, o magari positivamente propenso a non esagerare nello sconcerto. Vabbè, diremo che intanto diciamo che stasera abbiamo veramente un gran parterre di ospiti, ora a poco li vedrete tutti quanti, e abbiamo Stefano Caprioli, compositore, Silvio Relandini, docente di tecnologie musicali, che appena riuscirà a collegarsi, perché in viaggio, lo faremo rientrare subito in trasmissione, Adelmo Togliani, regista, Sabina Zunnui, cantante, Enrico Sabena, compositore, Stefano Silvestri, giornalista, Alice Zecchinelli, compositrice e direttrice d'orchestra, Luigi Maniello, compositore, Nicolò Bottura, direttore artistico del Festival di Somma Campagna dedicato proprio all'intelligenza artificiale, Renato Marengo, che conoscete benissimo, giornalista e direttore di Cine Corriere, e Roberto Manfredi, autore del libro La musica del futuro, lo scenario artificiale. E chi meglio di lui potevamo avere come ospite stasera per parlare di questo argomento scottante. Allora, io direi, sì, allora facciamo entrare prima Renato Marengo, che però Renato, si vede gli occhiali. Ciao Renato. Vedi, ciao. Con l'intelligenza artificiale questa cosa non succedeva. Certo.
e poi Ecco. Roberto Manfredi. Allora, Ciao, perché c'è anche Renato? Perché Renato è l'autore della postfazione del libro di Roberto. Quindi, allora, io domande a tutte e due direttamente. La prima la faccio a Renato. Insomma, tu che hai attraversato, Renato, svariati momenti della musica italiana, ma non solo, internazionale, come giornalista, quindi sei passato dal rock anni 60 fino adesso. Come la vedi questa ulteriore evoluzione tecnologica e quindi come la vedi l'intelligenza artificiale, Renato? Beh, insomma, sicuramente intelligente, cominciamo col dire questo. Poi diciamo che ci siamo posti il problema già l'anno scorso. Io sono stretto collaboratore di Franco Bixio, che essendo un editore molto più preoccupato probabilmente anche degli stessi autori, e quindi il problema c'era, volevamo fare un convegno su questa cosa. Allora, guardandoci attorno, io conosco da tanti anni Roberto Manfredi, so che è sempre stato attentissimo, all'avanguardia, cioè informato un secondo prima che le cose succedano, no Roberto? Mi pare che sei una specie di velociraptor. E allora sapevo anche che Roberto aveva avuto a che fare con qualche tentativo o esperimento o addirittura produzione di un gruppo musicale che utilizzava l'intelligenza artificiale. Allora la prima cosa è stata chiamare Roberto e parlargli di questo. Allora Roberto ho trovato che era molto più avanti di quanto io pensassi, addirittura dice: ma io sto per fare un libro su questa cosa. Allora nel parlarne, adesso io ne ho anche parlato con il mio editore, che è Tempesta Editore, che è molto attento soprattutto alle alternative, diciamo un po' anti, no? Ecco, e questa intelligenza gli è sembrata un po' anti. Figuriamoci quando ha conosciuto Roberto Manfredi, che in quanto ad anti, insomma, è messo benissimo. Ecco, adesso, quindi poi Roberto ovviamente ha preso contatti e gli hanno tirato fuori un libro molto bello con una copertina intelligente, ecco, no? Anche questa artificiale, perché se vi ricordate il cane della voce del padrone, Roberto, scusi, io lo faccio vedere un attimo. Ecco, facciamo il cane della voce del padrone, che qui è diventato un po' artificialino, come pure anche la tromba dell'amplificatore. Il resto adesso ve lo direi Roberto, io mi limito a dire, anticipo il finale, che nella postfazione ho letto questa cosa molto precisa, piena di citazioni importanti, oltre che del suo pensiero di Roberto, ma naturalmente c'è da preoccuparsi un po', abbastanza, da parte di chi insomma solitamente si muove con SIAE, con altre cose, senza sapere che farà la SIAE, ma di tutto questo credo che se ne parlerà stasera. Io ho solo fatto il napoletano sentimentale, per cui ho detto, cito Pino Daniele: il sentimento e la passione io credo che siano insostituibili. Ecco, adesso di tutto questo parlerà naturalmente Roberto. Va bene, come posso dire, un arcobaleno, ecco. Senti Roberto, Sì. la prima cosa però che ti chiedo è proprio come ti è venuto in mente di fare questo libro, cioè qual è stata l'intuizione, da dove sei partito? Raccontaci un po' la storia della genesi di questo libro. Beh, cercherò di essere breve, però insomma io ho fatto 15 anni di discografia in epoca analogica, dove ho vissuto tutta l'evoluzione tecnologica. Siamo partiti da 8 piste, siamo arrivati ai 32. Mi ricordo che in Polygram avevamo dei banchi automatizzati, per cui intere sezioni si muovevano da sole senza stare in 4 con 8 mani a fare i mix. Lo stesso quando io sono passato in televisione, ho vissuto negli anni 80, ho fatto Mr. Fantasy insieme a Carlo, ho partecipato e c'erano i greenback, quindi si facevano i primi videoclip in modo assolutamente diverso. Qualcuno aveva ancora la TV in bianco e nero in Italia, quindi questa evoluzione io l'ho sempre amata anche artisticamente, perché cioè, io ho sempre amato Sakamoto, Stockhausen, Brian Eno, Laurie Anderson, Philip Glass, Terry Riley, tutto quel mondo
che ha dato vita alla musica elettronica. Quindi l'innovazione per me è sempre stato un modo, non per proiettarmi nel futuro in modo fantascientifico, anche perché secondo me il futuro non esiste, cioè il futuro è semplicemente l'applicazione di quello che si studia nel presente. Lo diceva anche il Dalai Lama, ma adesso, o Gandhi, però adesso non voglio scomodare i grandi filosofi, però per dire, insomma, sono sempre stato curioso, basterebbe avere un po' di curiosità e poi studiare e passare alle fasi successive. Quindi ho scritto questo libro in una forma, diciamo così, laica, però contro questo negazionismo imperante che ha sempre paura dell'innovazione. Se negli anni 50 gli americani avevano paura degli alieni e si inventavano i marziani, i dischi volanti, che poi erano i russi, era il comunismo, però insomma sotto il simbolo degli invasori, alieni, lo stesso Kubrick in Odissea 2001 ha prefigurato questo A9000 che voleva impadronirsi dell'intelligenza umana fino a sovrastarla. Tutto questo mondo che è fantascienza ma non è scienza, e questo negazionismo sull'innovazione io non l'ho mai capito, anche perché io l'intelligenza artificiale la preferisco rispetto alla stupidità umana, ma però non dobbiamo dimenticare che dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre l'uomo, quindi gli algoritmi li abbiamo inventati noi, non è che li hanno inventati gli alieni. Quindi in sintesi non è mai il mezzo da condannare quanto l'uso improprio o proprio che se ne fa, o intelligente o meno. Questo è il primo dato. Poi mi sono messo a studiare, quindi voglio dire, parto dalla musica elettronica, citando Raymond Scott, che senza di lui non sarebbe nato neanche il Moog, che era un compositore americano per orchestre di swing. Poi ci ha avuto il pallino delle macchine e si è messo a studiare. E Robert Moog, tra l'altro, se non fosse andato nel suo studio, probabilmente non avrebbe neanche inventato il Moog. Questo poi l'ha dichiarato anni successivi. L'ha detto anche Elvis Costello, mi ricordo. Per cui io un po' studiando tutta questa evoluzione, perché la musica è anche matematica, Stockhausen l'ha sempre detto, dimostrato, partendo dai grandi maestri, un po' per addolcire la pillola rispetto al negazionismo, con esempi dotti, celebri, storici, sono arrivato alla situazione di oggi. Brevemente vi dico che tutta la tecnologia, io ho studiato archeolografia per 3 anni, credo di essere stato uno dei primi registi in Italia a fare un concerto olografico a Cinecittà World a Roma già 4 anni fa. In Italia è tutta roba che arriva decenni dopo, cioè rispetto al Giappone, rispetto a Israele, rispetto agli Stati Uniti o all'Asia in genere. Quindi la nostra percezione, che è un po' catto comunista, da quella che Pannella chiamava o clerico fascista o catto comunista, c'è sempre il senso di colpa, c'è sempre un po' il nemico, no? Invece la filosofia orientale, la filosofia di paesi un po' più laici del nostro, hanno sempre visto l'innovazione come una risorsa, non come una minaccia. Poi sono d'accordo con voi che c'è il discorso del diritto d'autore. Io quel video l'avevo visto, il video che avete mandato voi l'avevo visto ed è anche interessante. Potrei anche farvi uno scherzo sull'uso improprio, non so se si sente, ma questo è Mattarella che parla di me. Roberto Manfredi è un grande patriota, eccellenza culturale italiana, nonché grande scrittore. Sto seriamente pensando di nominarlo Cavaliere del Lavoro della Repubblica delle Banane. Ecco, ovviamente questa è satira e l'ho fatto con un sito di intelligenza artificiale che ti permette di clonare le voci. Tu scrivi come ChatGPT qualsiasi testo possibile, puoi usare Morgan Freeman, il Papa, puoi usare chiunque e tutto lo traduce. Nelle presentazioni faccio sempre sentire questa cosa perché è molto ironica, cioè ti rilassa, eccetera. Perché Però, ti aspetti che ti facciano cavaliere anche. No, delle banane, sì. Però la normativa dice che tu devi dichiarare che è un fake, oppure devi avere l'autorizzazione
della voce che tu hai clonato. Ecco, io Ecco, non però credo che questo porti via il lavoro ai doppiatori, cioè, chiaramente questo è uno scherzo che vi ho fatto sentire, ma se pensiamo a che nel Novecento i sintetizzatori creavano timore verso i pianisti classici, per cui Keith Emerson era visto come una specie di alieno che gli rubasse il lavoro, poi si è visto che non è così, come si è visto che i pittori insorsero contro la fotografia perché pensava che gli portassero via il lavoro. In realtà poi la fotografia è diventata... Però Roberto, Roberto, non pensi che in questo caso però ci sia l'asticella si sia alzata, cioè in qualche modo il Moog, il digitale, i sintetizzatori, tutto quello che abbiamo visto e scoperto, in realtà la componente umana c'era comunque, cambiava il tipo di strumento, ma ecco, tu credi che l'intelligenza artificiale, perché poi alla fine la domanda in soldoni è quella, possa sostituire la creatività umana Non oppure... può sostituirla, questa qui questa è una teoria negazionista che io trovo veramente un po' ridicola. Non può, per il fatto stesso che dietro la macchina ci siamo noi, cioè la macchina non funziona da sola, nessuna macchina funziona da sola, neanche un computer. Quindi il segreto di questo libro, insomma, il focus di questo libro è proprio l'interazione tra l'uomo e la macchina, come addestrare la macchina. Io dal libro ho fatto un disco, siccome a Natale mi rompevo le scatole tra pranzi e cini, mi annoiavo mortalmente, in 15 giorni ho composto 15 tracce di pezzi che avevo già fatto prima, per carità. Però ho imparato ad estrarre la macchina grazie a Oberlunar, Francesco Bardozzo, che è anche docente di scienze generative all'Università di Salerno, ma è un musicista pazzesco che già 6 anni fa ha fatto un disco con l'intelligenza artificiale, mi ha insegnato ad estrarre le macchine, a come utilizzarle. Quindi sono io che decido alla macchina quale progressione di accordi mettere, quale tonalità, quale BPM, che stile dare, eccetera. Quindi caricando il file delle mie musiche suonate col pianoforte, file semplicissimo, MP3, ho generato alla macchina la possibilità di ritrascrivere per orchestra sinfonica. Quindi io ho fatto in 15 giorni un album, devo dire, bello, cioè sono molto contento. Ora, poi ne parleremo con zero centesimi. Poi ne parleremo Sono adesso. in studio e ho fatto suonare Fariselli, Andy De Blue Vertigo, tutti i miei amici musicisti colti, ed è venuto un bel lavoro. Se avessi dovuto usare un'orchestra sinfonica per fare questa cosa avrei dovuto un budget che, figurati se le case discografiche ti danno. Quindi c'è anche un beneficio economico, ma non ho tolto il lavoro ai musicisti, perché il musicista sono io, insieme agli altri. La macchina allora, mi ha Roberto, aiutato a farlo devo a questo punto fare intervenire anche gli altri, perché poi hai seminato una serie di, come posso dire, di input veramente che saranno importanti proprio per tutta quanta la... No, in seguito, adesso io mi taccio, in seguito vi racconto anche che sto facendo un docufilm sull'intelligenza artificiale con dei docenti universitari, esperti, bravissimi. Va bene, questo ne parleremo anche perché, caro Roberto, la mia intenzione è di invitarti poi altre volte proprio a parlare magari più diffusamente. Allora, facciamo intervenire Massimo il primo gruppo? Sì, allora, primo gruppo, io ho visto già Stefano Caprioli che era bello lì caldo, pronto a... Allora, intanto Stefano Caprioli, compositore... Lo immagino. Allora, aspetta. Sì, Stefano era lì che faceva... No, è bellissimo. Allora, Stefano, poi, un attimo, buono Stefano, un attimo solo. Allora, infatti, poi Adelmo Pagliani. Allora, un attimo che... Adelmo. E poi se è arrivata, ma non la vedo nel backstage, Sabina Zunnui. Quindi Sabrina, no, cantante, vedremo se arriva dopo, perché mi faceva piacere anche sapere cosa pensava lei dopo aver visto quel video, in sostanza. Ma infatti, direi che iniziamo subito con un po' di fuochi d'artificio, perché io già Stefano lo vedo bello carico, quindi... Vai, allora, Stefano, ti lascio carta bianca, dai. Buonasera, grazie dell'ospitalità, si dice così. No, io proprio sono dissento, io sono
non d'accordo per niente né con Manfredi né con Marengo, ma in modo particolare poi vorrei parlare di questo video, cioè il video che abbiamo visto noi all'inizio non è un video in cui si crea qualcosa artificialmente, o meglio, non è che si compone qualcosa artificialmente, è un cantante che canta anche piuttosto bene, che sa anche accompagnarsi al pianoforte, che usa una cosa che è più simile a un plugin, che modifica la voce imitando. A me sembra, scusami se a me sembra un Photoshop sonoro. Sì, ce ne sono già da anni di VST e di strumenti che ci danno la possibilità di ottenere questo. Si cambia la tonalità. A dire il vero, le voci femminili poco erano femminili, cioè si sentiva che erano delle voci picciate, diciamoci la verità, ma comunque nascevano da una canzone che esisteva. Questo ragazzo, questo musicista, che ripeto si accompagna pure bene al pianoforte, canta e suona una canzone sua. Allora, qui stiamo parlando di un altro problema. Io vi leggo testualmente quello che una delle app, forse la app più importante, che è questa Aiva, non so se sia la pronuncia corretta, scrive di sé nell'autopromozione e dice: sviluppata nel 2016, viene costantemente migliorata per comporre colonne sonore, non per picciare e per far diventare una voce un'altra, per spot pubblicitari, videogiochi, film e altro ancora. I suoi strumenti permettono di creare tracce musicali ex novo o variazioni di brani esistenti. Ragazzi, questo è un punto importantissimo. Incluse colonne sonore e senza doversi preoccupare della licenza. Formati e stili musicali preimpostati semplificano il lavoro e c'è anche un editor per i più esperti. Il limite: i brani non durano più di 3 minuti e ciò che creiamo non è nostro. Il copyright appartiene ad Aiva, a meno che non si sottoscriva un piano premium da 11 euro al mese. Io credo che in queste righe ci sia il senso, almeno della mia partecipazione questa sera. Io compongo musica, Marco lo sa e Massimo anche, da fine anni '80. E ho attraversato anche quella che è stata l'evoluzione elettronica. Sono partito, come molti di noi, di voi, con l'Atari 1040, con ST 1040 e con i programmini a disco, che se per caso ti si rompeva il disco eri rovinato, cioè, perché ogni volta lo guardavi così, si accenderà, arriverò a... E con i primi sequencer, con i primi expander, eccetera, ma abbiamo sempre creato noi. Quindi sì, va bene il Moog, eccetera, abbiamo sempre dato noi le note e i suoni. Qui si parla di una cosa diversa. Qui si parla di qualcosa che io ho visto le schermate, oggi mi sono documentato di queste app. Non è vero niente che noi decidiamo e che siamo noi la mente di tutto ciò. Lì ci sono dei pulsanti, dice vorrei una cosa in stile folk americano, con un po' di arabo, una voce tipo Shakira ma che abbia qualcosa di Deep Purple, e quello fa un mix e crea una cosa che non hai creato tu, cioè crea da zero qualcosa che diventa musica. Allora io dico questo, cioè voi comprereste una casa costruita da un architetto che crea con l'intelligenza artificiale il progetto della vostra casa? Oppure vi fareste operare da qualcuno che ha usato l'allegro chirurgo per allenarsi e per imparare dove sta la milza, il pancreas? Cioè qui stiamo squalificando quella che è lo studio. Nella CMF, che è la nostra associazione di compositori di musica per film, ci sono molti autodidatti, moltissimi autodidatti, ma voglio dire anche Olafur Arnalds nasce come batterista e non ha nessun titolo accademico. Io ho un diploma in pianoforte, ma voglio dire potrei non averlo, ma abbiamo sempre avuto a che fare con dei compositori che attraverso la ricerca, attraverso
i loro strumenti analogici, digitali, virtuali, non virtuali, quello che volete, ha sempre composto qualcosa mettendoci la propria creatività. Qui si tratta di comprare un programma che realizza delle cose, dopodiché a quel punto l'unica preoccupazione è avere degli amici ai posti giusti che ti danno la possibilità di mettere di sottofondo, perché stiamo parlando di sottofondi, cioè io ho sentito le creazioni musicali Marco e Massimo che vengono fuori da queste app, fanno schifo ancora, però temo che nel giro di 1 anno, 2 anni c'era Stefano Mainetti che ha insegnato composizione e musica applicata al conservatorio qui a Roma, diceva che ci sono delle app che costruiscono partiture e per gioco un giorno uno studente ha realizzato la 10ª sinfonia di Beethoven dando semplicemente come dati le precedenti 9. Ed era una sinfonia di Beethoven, ragazzi. Quindi quando si riuscirà ad avere a livello virtuale anche un prodotto musicale complesso, ascoltabile, non queste cose che si sentono adesso che oggettivamente non mi fanno paura, però mi fa paura il futuro. Mi fa paura il futuro perché io vorrei ancora che ci fosse nel futuro un ragazzo che si mette con la chitarra insieme a un amico suo e che compone una canzone e non che schiaccia un tasto e la canzone la fa il computer. No, molto, molto chiaro quello che hai detto Stefano, molto chiaro, ma questo in qualche modo anticipa anche il discorso relativo alle implicazioni legali che ci sono in tutto questo, soprattutto per quello che riguarda, ad esempio, nel frattempo è arrivata Sabrina per quello che riguarda il diritto d'autore, ma in realtà non solo credo sia un problema solo esclusivamente di diritto d'autore, penso ci sia molto di più anche da quel punto di vista lì. Adelmo, io farei non solo per cavalleriato, farei parlare Sabrina perché mi interessa la sua opinione in quanto cantante. La presento, Sabrina Zunnui, cantante, docente di canto. Ecco, tu non c'eri quando abbiamo fatto vedere il video di Valerio Carboni, però in realtà il video già lo conosci, quindi sai perfettamente di che cosa si tratta. Ecco, che impressione ti fa a te, cantante, un video del genere? No, si è mutato, Sabrina, si sei mutata. Niente, Sabrina non ce la fa. Nel frattempo, mentre Sabrina... vai, eccola, grande. Scusate, questo per dire l'intelligenza artificiale, io sono la persona adatta. No, allora, sì, io il video l'ho visto e devo dire, all'inizio mi ha un po' spaventato, però poi mi sono resa conto che come tante altre, diciamo, situazioni in cui anche nel passato, no? Ci siamo spaventati di alcune soluzioni tecniche, non lo so, dall'autotune per parlare della voce in particolare, ad altri vocoder, robe così, insomma, che sembrava avrebbero preso in qualche modo il posto di una voce umana. Devo dire che io credo, io sono molto presa da quello che è il futuro e l'evoluzione tecnologica, quindi in qualche modo ho una grande curiosità rispetto a questo e non penso che questi mezzi, diciamo questa intelligenza artificiale, perlomeno riguardo queste applicazioni vocali, possano mai sostituire una voce umana. Sicuramente l'avvento di tutto questo è dall'altra parte un cambio di paradigma, per cui bisognerà trovare, diciamo, delle normative, una legislazione, scrivere delle leggi e appunto, ripeto, una normativa assolutamente puntuale e ferrea, perché come diceva, credo, Stefano Caprioli, qui non si tratta del Moog o piuttosto appunto di un autotune, ma qui si tratta proprio di una... Scusate che mi entrano i WhatsApp. Ok.
qui si tratta di un'intelligenza artificiale che, anche se comandata, diciamo, da noi, ha poi una capacità di elaborazione, dove questo significa che in qualche modo, a mio parere, l'aspetto autoriale comincia ad andare in crisi rispetto a queste, diciamo, a questa capacità che ha l'intelligenza artificiale, anche se non ha, diciamo, ha sempre bisogno dell'input umano, ma almeno fino adesso ha la capacità di elaborare dei prodotti che poi, tant'è che mi pare che AIVA, quello che è stato citato da Caprioli, è addirittura scritta alla SACEM, cioè alla SIAE francese. Quindi questo... C'era una cosa che diceva Roberto Manfredi, che vado a leggere, che non è vero che il copyright di AIVA, se usi la sua audio library, non si inserisce un tuo brano originale per modificarlo. Io farei intervenire, scusami, al volo Roberto per spiegarci questo concetto. No, è che le cose bisogna, prima di condannarle, bisogna un po' studiarle bene, perché sennò, voglio dire, continuo a pensare che non esiste uno contro l'altro, c'è un uso improprio, c'è un uso proprio. Per quanto riguarda AIVA, che ho usato, che tra l'altro è una delle prime, attenzione, perché di intelligenza artificiale ce ne sono centinaia e ne nascono uno ogni settimana, addirittura i docenti che conosco io universitari hanno creato le loro, quindi qui stiamo parlando di scienza, non di semplice, cioè quel video lì onestamente è l'esempio più sbagliato, nel senso è l'esempio giusto da condannare, ma che non c'entra nulla con l'universo delle intelligenze artificiali. Per quanto riguarda AIVA, ritornando al copyright, AIVA, te lo dico, cioè, allora c'è un audio library, basta leggere, voglio dire, tutte le informazioni che ci sono nel sito. Se usi l'audio library loro e metti solo i tempi, le cose, i BPM, eccetera, eccetera, ti genera un pezzo e va benissimo. Diciamo che la proprietà è loro, se ti iscrivi la proprietà è tua. Poi se tu inserisci un brano tuo, che è tuo, semplicemente AIVA lo va a interpolare, non estrapolare, interpolare, fa un'operazione di interpolazione e a seconda gli addestramenti che tu dai, te lo fa. È una calcolatrice, né più né meno. Noi possiamo fare 2 più 2, capisci, uguale a 4, possiamo fare 2 per 2, non cambia. È semplice, la macchina semplicemente esegue i nostri comandi. Questo è un discorso. La normativa americana è una cosa, la normativa europea è un'altra. Quando io ho scritto il libro, la normativa europea era ridicola, perché c'erano 5 punti buttati lì che non volevano significare niente, del tipo non deve ledere i diritti dell'uomo o la libertà dell'individuo, che non vuol dire tutto e non vuol dire niente. La normativa americana è molto più precisa, cioè tu devi dimostrare per depositare un brano che tu hai effettivamente interagito con la macchina in modo creativo. Questo è. Quindi non è che non esistono le leggi, c'è una giungla, puoi fare tutto quello che puoi fare, puoi campionare tutto. Cioè questo qui diventa puro oscurantismo. Allora io mi chiedo, chi condanna questa scienza, ma poi la sa usare l'intelligenza artificiale, la conosce veramente? Perché ho l'impressione che invece chi la condanna non sa neanche come si usi. Allora Roberto, passiamo adesso la parola ad Adelmo, che allora dopo la ridò sicuramente a Stefano. Passiamo la parola ad Adelmo perché mi interessa. Tu sei regista, produttore, ripeto, poi figlio d'arte e quindi la musica l'hai ascoltata e quindi probabilmente l'hai amata anche parecchio. Ecco, non credi banalmente che l'intelligenza artificiale, più che per le sue virtù, sia utilizzata poi per questioni banalmente economiche? Questo parlo nell'ambito del mercato dell'audiovisivo. Temo di sì.
Temo di sì. Poi qua adesso sono proprio nella specie dell'oasi dell'analogico, non so se avete visto, questo è lo studio originale di Achille Togliani, in carne e ossa, no, materialmente è lui, il suo studio. E sì, io da regista mi sono interrogato molto perché ho fatto già 2 opere sull'intelligenza artificiale, sulla robotica. Sono temi che mi interessano molto. Ad oggi non riesco ancora a dare delle risposte certe perché realizzo le opere per lasciare lì degli interrogativi, aspetto che sia il pubblico a darmi delle risposte, a suggerirmele. Non sono in senso generale contrario, però la cosa che è stata detta ma che non è stata più ripresa, l'intelligenza artificiale deve sempre e solo rimanere uno strumento. Questo secondo me è importante. Io come regista preferisco ancora oggi rapportarmi con un individuo e farci 2 chiacchiere e sentire lui che prova, come succedeva qui in salone con Trovaioli e Totò che provava le canzoni e papà Totò diceva qualcosa e toglieva. Però qui stiamo a parlare proprio di un altro mondo, cioè prima ancora dell'Atari ST, stiamo a parlare di un'altra dimensione, no? Senti, Adelmo, mi togli una curiosità, ma tuo padre, perché negli anni '80 comunque già c'erano le prime tecnologie, che rapporto aveva con le nuove tecnologie, che forse all'epoca c'era il MIDI, probabilmente, mi viene da pensare. Ma è stato qui è assurdo, perché da tremendo conservatore in realtà era un grandissimo progressista, perché loro cominciarono, famosa canzone L'eco tra gli abeti, che andò a Sanremo, non esisteva l'eco. E per fare l'eco Angelini costrinse la Pizzi a cantare contro il muro del fondo perché la voce rimbalzasse e arrivasse al pubblico. Questo non lo sa nessuno. E partiamo da lì per arrivare poi alle Elka, tipo alle tastiere. Insomma, lui c'aveva il Krumar, c'aveva delle cose e si vantava di avere sta roba all'avanguardia, per cui quindi parliamo comunque di tastiere che avevano dei suoni digitali, analogico digitali, insomma. E sintetici, giusto? Ditemi se mi sbaglio. Sintetici? No, perché io non sono musicista. Però poi lui sciolse, per motivi adesso mi sto a spiegare, alla fine degli 80, l'orchestra ebbe l'intuizione di capire che per quanto le sonorità MIDI erano molto povere rispetto a un'orchestra dei 15-16 elementi, disse vabbè, ora faccio i recital con il pianista, gli compro la tastiera di ultima generazione più spinta che c'è e faccio fare tutto a lui. Però era un pianista vero, che però si serviva ovviamente della intro, delle variazioni, della chiusura, lo sapete come funzionava, no? Allora c'era la Solten, c'erano delle leggendarie Solton, forse, delle leggendarie tastiere che facevano qualunque cosa, non mi ricordo, ero adolescente, e faceva i pienoni continuamente. Certo, però c'era il performer cantante che era lui e la gente comunque lo seguiva, però lo spettacolo funzionava, cioè funzionava ugualmente. Mi viene molto da ridere perché, ripeto, io non sono contrario al 100%, però su tutta una serie di cose. Quando lo strumento di intelligenza artificiale può venire a cancellare la creatività umana, cioè a sostituirsi alla nostra capacità creativa, alla nostra intuizione, ecco lì un po' ti ritrai. Mi irrigidisco. Nel 95, qua chiudo, c'era questa serie che si chiamava, giapponese a cartoni animati, si chiamava Macross Plus, e praticamente mi viene da ridere perché c'era questa Sharon Apple che era diventata famosissima in tutte le galassie, era un'intelligenza artificiale fatta finita, una scatola nera, no? Come il computer monolito, quello del computer della Mac, no? 2001. Esatto, che praticamente si librava nell'aria, faceva concerti in tutte le galassie, 100.000 spettatori assistevano a una voce, era una voce sintetica che aveva avuto l'imprinting e una personalità da una persona realmente umana, tale Myung, che era diventata la sua segretaria, ma a cantare era questa intelligenza artificiale che aveva una voce talmente perfetta, ma allo stesso tempo suadente, da conquistare centinaia di migliaia di persone che andavano ai concerti live a sentire un monolite che emanava la sua voce. Poi ovviamente sbrocca, ovviamente sbrocca e fa casino. Però ecco, loro già nel 95 hanno pensato all'intelligenza artificiale che ci avrebbe intrattenuti
dal vivo, siamo molto molto avanti. Lì e sul dal vivo entriamo, ecco, in un secondo tipo di problematiche che include il diritto d'autore, ma non è solo il diritto d'autore. Io a questo punto introdurrei l'altro ospite, che è Nicolò Bottura. Massimo, di un po' due parole su di lui. Ci tenevo a introduciamo ora Nicolò. No, ma ci tenevo a dire di Adriano Rossi, che ha commentato, che diceva si può intervenire o solo con commenti scritti. Chi sta seguendo la puntata può fare solo commenti scritti, quindi vi invitiamo ci può fare anche domande, perché anzi sì, no, certo, commenti, ne rispondiamo qui, ecco. Però a maggior ragione anche presentiamo Nicolò, che l'abbiamo già poco fa presentato come avvocato e direttore artistico del festival Somma Campagna sull'intelligenza artificiale. Ci tenevo a dire, prima di dare a lui la parola, mi aggancio a Sabrina, che mi ricordo da giornalista prima cartaceo e poi web, che ci fu un momento in cui, siccome c'è stata una grande presenza di riviste online, ci fu qualcuno che disse: ma ci vuole una regolamentazione, perché sono ora anche, come si dice, i famosi cani e porci, tutti scrivono, tutti raccontano e tutti narrano. E ci fu una sorta di rivoluzione da quel punto di vista, perché effettivamente non c'era più una regolamentazione. Ci vuole, come nell'intelligenza artificiale, una regolamentazione, ci vogliono le regole, come sempre nella vita, per non arrivare poi all'estremizzazione. Quindi questa cosa non è ancora avvenuta online, perché ora effettivamente c'è chi scrive anche senza saper scrivere, quindi magari questo potrebbe essere l'occasione di vedere persone che compongono senza saper comporre, e quello mi aggancio a quello che diceva Stefano. Voglio ricordare, a proposito di intelligenza artificiale, che la topica che ha preso Rai Televideo proprio qualche tempo fa, dove si presume, in qualche modo, che il ragazzo che stava la sera lì a Televideo abbia utilizzato l'intelligenza artificiale per formulare quell'articolo riguardante Io Capitano, che è diventato improvvisamente la storia di Schettino. Quindi attenzione, cioè, perché poi evidentemente, come qualsiasi strumento, se lo andiamo a usare male, facciamo delle figure veramente ridicole. Io invece però vorrei introdurre Nicolò Bottura, perché mi piace questa sua doppia veste. Da una parte appunto è un avvocato, dall'altra parte è il direttore artistico di questo festival di Somma Campagna, dove si tratterà appunto, il focus appunto relativo all'intelligenza artificiale. Però la prima domanda che ti faccio, in quanto avvocato, ecco, secondo te, da avvocato, un po' ne abbiamo parlato, quale problematica aprirà l'intelligenza artificiale? Solo in termini di diritti d'autore, o c'è anche dell'altro? Non ti sentiamo, purtroppo. Con l'intelligenza artificiale questo non avverrebbe. Adesso sì. Ora ha messo l'intelligenza artificiale. Sì. Esatto, grazie intanto per l'invito, per questa puntata, diciamo, di Soundtrack. Allora, come avvocato, come risponderti, Marco? Diciamo che le implicazioni sono tante, nel senso che l'intelligenza artificiale va diciamo principalmente a muovere problematiche sia legate al diritto d'autore, ma anche legate per esempio alla privacy delle persone. Ecco, giusto per fare un esempio, quindi la privacy, la riservatezza dei dati personali che per esempio noi mandiamo in pasto solitamente ai programmi o alle app di intelligenza artificiale, come potrebbe essere ChatGPT, in cui diciamo al momento attuale non c'è una garanzia effettiva, perché le regolamentazioni sull'intelligenza artificiale in sostanza sono appena nate, quindi c'è bisogno, diciamo, di ragionarci su. Ecco, io lo dico in modo molto diciamo pratico e molto terra a terra, ma l'AI Act di cui dicevi all'inizio è appena uscito, ci sono stati mesi e mesi di interlocuzioni, però è solamente, diciamo, qualcosa di molto generico, okay, su cui ovviamente ci sarà bisogno di studiarci su. Poi
chiaramente se uno mi chiede quanto l'intelligenza artificiale può evolversi, quanti rischi ci possono essere legati all'intelligenza artificiale, sono molti, perché le app che stanno sviluppando comunque stanno andando sempre più in là. Adesso, prima si è parlato di Aiva, però per esempio ce n'è anche un'altra che ho visto, diciamo, che ho consultato, che è Soundive, che è un'app che per esempio permette di comporre colonne sonore intere partendo da delle immagini, cioè dei video in sostanza, quindi l'app riesce perfettamente a comporre la musica in base al mood delle immagini e dei protagonisti. E ditemi voi se questo non è, diciamo, un modo per diciamo, togliere il lavoro a qualcun altro, cioè nel senso, adesso l'ho detta, diciamo, brutalmente, però ragionando in termini economici, no, se una major cinematografica, e qui poi è anche il punto da cui sono partito per creare poi quello che è il programma del festival cinematografico di quest'estate, no? Sempre, perché lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood e della maggior parte, diciamo, di tutti quelli che lavorano nel settore cinematografico ha fatto parlare così tanto di sé? Perché l'utilizzo sproporzionato dell'intelligenza artificiale, ecco, questo è il termine che di solito si utilizza, diciamo, di più, può creare ovviamente dei danni. Cioè, può comportare dei rischi e anche dei danni in termini, prima di tutto, per esempio economici, cioè licenzio un sacco di persone perché non mi servono più, perché sostanzialmente la voce o il labiale lo posso modificare con l'intelligenza artificiale, il montaggio lo faccio con l'intelligenza artificiale, per cui io sai che c'è, mi faccio un bel film, mi arrangio con l'intelligenza artificiale e te lo consegno. Mi permetto di dire una provocazione, ma sono d'accordo con chi prima ha detto che l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire in toto la creatività umana, perché l'uomo ha qualcosa di unico, ok? Quindi la creatività dell'uomo, che è proprio poi il tema centrale di molte delle sentenze che sono uscite recentemente, è, diciamo, il leitmotiv principale su cui si stanno concentrando tutti. Fino a che limite ci spingiamo? Fino a che punto dobbiamo arrivare per considerare un'opera effettivamente creata dall'intelligenza artificiale? Che differenza c'è? Queste sono domande che vi butto lì, ma che per il momento non hanno una risposta, diciamo, certa, ok? Quindi c'è solamente qualche parere, ok? E che poi mi hanno portato a una riflessione, diciamo, perché l'AI può comportare rischi per il lavoro, perché può comportare rischi lato etica, perché l'AI sarà effettivamente sostenibile, e qui poi mi riaggancio anche al tema dell'ambiente. Una delle serate del festival sarà dedicata anche proprio a questo, cioè quanto l'intelligenza artificiale è effettivamente sostenibile, cioè quante emissioni di CO2 ci dovranno essere per sostenere un data center enorme, cioè questa grande scatola nera, no, di cui stavamo parlando prima. Ecco, questi sono, vi ho dato degli highlights, diciamo, sì. Ma sono solamente alcune domande, cercheremo di dare una risposta ovviamente con ospiti, professionisti, giornalisti, durante i 4 giorni del festival. Quando si terrà questo festival, così lo teniamo a mente e ci dai qualche informazione? Allora, il festival sarà dal 10 al 13 luglio, quindi quest'estate, sarà al parco di Villa Venier, a Sommacampagna, in provincia di Verona, un quarto d'ora dalla stazione, diciamo, centrale di Verona. Ecco. Quindi, guarda, restiamo in contatto perché mi interessa tantissimo questo, anche perché forse non so quanti siete, forse tra i primi in Italia, se non vado errato. Diciamo che a livello cinematografico siamo, diciamo, ai primi posti, ecco. In provincia di Verona si sta un po' muovendo qualcosa in questo senso, però
diciamo che rientrando in questo grande progetto che è Verona Green Movie Land, che abbiamo presentato la scorsa settimana a Casa del Cinema di Roma, è una bella possibilità, ecco, fare un festival su un tema di questo genere per parlare di tematiche che sono legate anche poi ai temi, diciamo, sostenibilità, ambiente, che uno dice intelligenza artificiale è solo tecnologia, in realtà no. C'è Quindi, dietro tantissimo d'altro, sì, assolutamente. Molte cose, molta carne al fuoco. Grazie Nicolò Bottura. Io allora, come avete visto, qualcuno per far entrare qualcun altro. Scusa Marco, dobbiamo salutare. Però intanto Massimo, c'è Alice e Enrico che io li farei intervenire assolutamente, perché Bottura ha dato un paio di input interessanti, no? Cioè la possibilità vera, effettiva, che c'è nell'ambito di poter creare delle colonne sonore direttamente con l'intelligenza artificiale e risparmiare un gran numero di problemi con noi umani e anche dal punto di vista economico. Io ricordo, Stefano lo sa e anche Enrico, perché stiamo appunto nell'ACMF tutti quanti, che qualche tempo fa è iniziata una discussione a proposito delle nuove consegne che vengono richieste dalle piattaforme digitali. Cioè una volta veniva, che cosa si chiedeva al compositore? Di produrre la sua musica, ciò che ne veniva fuori è una volta i nastri, poi i file digitali, gli stem. Adesso si chiede di consegnare tutto, compreso i file MIDI. È come se un pittore dovesse consegnare alla fine del quadro pure i colori che gli sono avanzati, i pennelli, eccetera, eccetera. E la domanda che tutti quanti ci siamo fatti era: qui prodest tutto questo? E probabilmente almeno noi abbiamo più o meno tutti pensato che sia un qualche cosa di propedeutico a creare una grande library a poco costo che ha a che fare con l'intelligenza artificiale. Chiedo a Alice ed Enrico e poi naturalmente anche Stefano se questo tipo di pensiero è peregrino, completamente inventato, o pensate anche voi che ci sia questo tipo di possibilità in generale, cioè l'intenzione da parte delle case di produzione di avvicinarsi al mondo dell'intelligenza artificiale non per motivi estetici ma per altri motivi. Alice, vai. Ecco, benissimo, questa è la domanda migliore, nonché una delle ragioni per le quali io ultimamente mi sto discostando da questo mondo. Credo che noi siamo chiamati, insomma, a ricordarci la nostra natura anfibia. Quindi ovviamente siamo esseri di mezzo, non siamo digitali. E in qualsiasi mondo, cioè se continuiamo a portare le cose e tutta la relazione sul versante digitale, ovviamente questa cosa avrà sempre la preeminenza e la priorità, perché diciamo qualsiasi intelligenza artificiale, ma intesa in un macro senso di tecnologia, ovviamente, nel momento in cui noi lavoriamo unicamente online e in cui il nostro medium è online, il nostro destinatario è Netflix o Spotify, perde di vitalità, cioè quello è il campo dell'intelligenza artificiale, cioè dove è propriamente aborigena e nativa. Noi non siamo nativi lì, quindi cioè, o le cose vengono spostate su un altro campo e quindi appunto con varie implicazioni, che sia la musica live, ovviamente adesso ci sono anche i live nel metaverso, quello è un altro discorso. Però sì, sicuramente c'è questa intenzione, almeno credo, di costruire una macro libreria con tutti gli stem e poi creare ex novo, mescolare musiche o comunque basi armoniche preesistenti e semplicemente sovrapporle, sostituirle. E questo è sconsolante da una parte.
dall'altra bisogna capire poi sempre in che tipo di mercato si vuole, cioè a che gioco si vuole giocare, perché comunque non è detto che questa sia l'unica soluzione possibile. Cioè, noi ci stiamo molto polarizzando su questa digitalizzazione, quando banalmente potrebbe essere integrata, ma io credo che avremo sempre più bisogno di cose fatte da esseri umani, cioè che probabilmente questo diventerà la categoria principale, cioè un oggetto avrà valore perché costruito in maniera artigianale da un essere umano, che gli darà una connotazione completamente diversa, più profonda, che gli darà quella componente, per esempio, di errore e di sporco che viene, per esempio, adesso in musica molto ricreata, con anche nella lo-fi, abbiamo tutti questi frusci che sono meravigliosi, cioè noi cerchiamo lo sporco. Abbiamo bisogno dello sporco, abbiamo bisogno del vero, del reale, e se usiamo l'intelligenza artificiale come, diciamo, passatemi il termine, passatemi la metafora, come make-up, è tutto bellissimo. Cioè, se la usiamo come make-up, intendendo make-up come qualcosa che ti valorizza, ma non ti modifica, cioè ti porta in luce certe qualità. Se invece la usiamo come Botox, come botulino, andiamo a piallare tutto. Cioè, pensate le persone che fanno i refill qui, insomma, adesso, cioè, hanno tutte gli stessi connotati, sono tutti uguali. Quindi questo paradossalmente, cioè in un mondo in cui è quasi tutto uguale, potenzialmente è anche più facile emergere se hai una voce diversa. Quindi Alice, sarebbe lecito dire che non è vero che la bellezza ci salverà, ma la bruttezza ci salverà, cioè nel senso, più le cose saranno brutte, più probabilmente avrà un senso fare cose belle. Ma guarda che c'è una cosa da dire, poi non interrompo Alice. Io frequento un negozio storico di Milano che vende DVD, Blu-ray, CD, vinili e quant'altro, e mi dice che la gente sta tornando a comprare l'oggetto fisico perché non ne può più dell'oggetto liquido, inesistente, impalpabile, perché si rende conto che online sta scomparendo quasi tutto. Ma d'altronde c'è anche il famoso effetto farfalla che è successo a Zimmer stesso. Quando Zimmer è stato chiamato per di creator, un fantascienza, ha detto: mi date pochi soldi, la faccio con l'intelligenza. Quando ha mandato la colonna sonora fatta con l'intelligenza artificiale, il regista ha detto: no, ti diamo un po' più soldi, ma sta roba qua è inascoltabile, che sembrava la roba di un trailer fatto ma proprio così casalingo, in maniera veramente terra. Ed è stata fatta volutamente questa cosa qua, per dire: no, dovete pagare il compositore per creare ancora quello che sta creando, non andare di intelligenza artificiale e di fare le musiche per i trailer. Però il problema è che non è solo quello lì, il problema è anche che, e io parlo del mio lavoro, del giornalismo, ho tantissimi amici nell'ambito del giornalismo che sono stati licenziati perché ormai si scrivono gli articoli con le finte redazioni, con 2 persone in croce che poi commettono quegli errori del famoso Io Capitano versione Schettino. Quindi perché ormai non c'è quasi più nessuno nelle redazioni, ci sono 2 persone in croce. Infatti questo è un altro problema molto drammatica, ancora più drammatica dell'aspetto musicale e di quant'altro. Quindi, allora noi Massimo, siccome dobbiamo fare entrare anche gli altri ospiti, abbiamo proprio, allora chiedo a chi è già intervenuto, ad Elmo ad esempio, se hai da aggiungere qualche cosa, perché ti vedevo proprio, capito, lì preso. No, mi è piaciuto molto l'intervento di Alice perché l'ho sentito decore. Però lì è come tra la grande battaglia tra la grande distribuzione e artigiano. E noi siamo degli artigiani. E quindi sarà una lotta dura, durissima. Ha fatto bene Zimmer. L'esempio deve venire dai grandi. Non c'è niente da fare. Altrimenti... Comunque, tanto vi ringrazio perché mi ha arricchito molto. Mi è piaciuto molto l'intervento di Manfredi. L'ho quasi odiato, però l'hai detto e ti sei strozzato, no, però parla con cognizione di causa, quindi alla fine
ha sollevato degli interrogativi e adesso ti giuro veramente, guarda, stavo per dargli ragione. Però una cosa che io ribadisco, la tecnologia deve rimanere uno strumento nelle nostre mani, soprattutto nel nostro ambito, che è quello dello spettacolo, che sia musica, che sia cinema, che sia arte. Noi siamo unici in questo, dobbiamo sempre rivendicare il nostro ruolo. Ho letto quel commento sui graphic designer, gli art director, il concept designer, eccetera. Vi faccio un piccolo esempio. Tutti autodidatti di direzione della fotografia, perché nessuno sa fare la direzione della fotografia. Sapete perché? Perché tanto c'è la color che ci salva il film. No, scusate, non è questa cosa. Tanto c'è la post-produzione. Quindi, per prendere che Manfredi l'ha detto lì piccola, però e sono d'accordo con lui che difende, eccetera, eccetera, però ha detto anche una cosa giusta, che ci sono delle cose che vanno assolutamente condannate e delle altre invece in cui bisogna dimostrarsi noi per primi più aperti, senza ovviamente pensando sempre esclusivamente a un fatto che l'intelligenza artificiale può essere uno strumento come era l'Atari ST per Lorenzo o come è stato per me Adobe Premiere quando cominciavo a montare il montaggio non lineare. Sono uno dei primi nel 96 a farlo, la gente mi dava del pazzo, mio padre pure mi diceva: ma che te devi comprare? Te mi diceva 95. Ho detto, se ci riuscirò papà comincerò a montare anch'io. Ma sei matto, la moviola, eppure poi dopo a me mi ha salvato. Certo, non era l'intelligenza artificiale, non era totalmente indipendente, ma mi ha facilitato dei processi, oltre a rendermeli più accessibili economicamente. Che poi alla fine... Allora, noi salutiamo Adelmo perché sennò non possono entrare gli altri. Grazie Adelmo. Ascolto, sono qua. Sì. Il problema è che dobbiamo far entrare gli altri. Grazie Adelmo, grazie. Ciao, grazie. Posso dire una cosa? Sì, vai Sabrina e dopo passiamo a Enrico. Scusate, no, io sono assolutamente d'accordo con tutti gli interventi, nel senso l'intelligenza artificiale a me è una cosa che incuriosisce molto da una parte e dall'altra mi spaventa. Quello su cui io continuo a puntare molto l'attenzione è sulla regolamentazione, proprio perché le implicazioni saranno enormi, saranno grandi, sono già grandi, ma insomma credo che bisognerà definire molto attentamente quali sono i ruoli, diciamo, gli spazi e come diciamo far sì che che l'intelligenza artificiale rimanga uno strumento e non veniamo noi fagocitati da questo, perché il rischio è tanto. Poi Sabrina è esattamente quello che ci dicono gli amici che si stanno scrivendo, tutti quanti più o meno dicono la stessa cosa, cioè l'intelligenza artificiale va bene, l'importante è che non ci fagociti. Il problema infatti è proprio quello, di quello che stiamo discutendo poi è proprio quello, cioè nel senso che certi cambiamenti avvengono in maniera molto sottile, lentamente, ma goccia a goccia in qualche modo e alla fine tu ti ritrovi che sei stato fagocitato e magari non lo volevi. Io a questo punto però innanzitutto ringrazio Peter di queste bellissime parole che leggo da un ragazzo 21enne, ci fa solo che piacere tutto questo, e passerei la parola a Enrico, perché Enrico poi oltre ad essere un valente compositore poi è andato lì proprio quella famosa app Vocalist AI, come si chiama? Sei andato proprio a testare. Ci dici il tuo punto di vista dopo che l'hai testata? Ecco. Io sono molto pragmatico, sempre stato così, perché io come Stefano, cioè ho fatto tutta la tanta trafila tecnologica, quindi anch'io usavo l'Atari 1040, poi io ancora prima montavo in analogico, per cui ogni 10 anni sostanzialmente il nostro lavoro, pur restando diciamo nello scrivere, nell'arrangiare, nel comporre, così, però deve continuamente rinnovarsi con la tecnologia, per cui dopo l'Atari è arrivato il Macintosh anche qua in Italia, poi il MIDI si è sviluppato, tutto insomma le varie tecniche, per cui dinanzi adesso a questo scenario, che è uno scenario diciamo come dire ancora neonato, cioè per cui
non si può dire niente se non quello che appunto bisogna essere pronti a cavalcare in modo positivo, diciamo, quello che può essere d'aiuto, e poi a condannare o rifiutare quello che invece può distruggere quello che è il lavoro. Però io mi muovo in modo molto pragmatico, per cui l'ho provato questo Vocalist AI, l'ho provato perché nel video che si è visto di Valerio Carboni, fermo restando che appunto, come diceva anche Stefano, questo è un plugin, quindi non crea contenuti, ma è uno strumento, però poi in realtà Valerio Carboni è anche un valente cantante, insomma. Sì. Quello che non si è detto è che questo plugin, chiamiamolo così, Vocalist AI, in realtà, a differenza dei plugin fisici che ti carichi nei tuoi sequencer e così, in realtà interagisce in tempo reale con una piattaforma in cui all'interno sono memorizzati dei database di esecuzioni di vari cantanti, per cui in realtà nel momento in cui tu mandi dentro una tua esecuzione, automaticamente questa tua esecuzione si confronta, va a caricare delle performance, quindi degli stilemi artistici anche molto diversi, sia maschili che femminili, così, e li adatta alla tua esecuzione. Per cui se tu sei già di base un cantante più o meno che te la cavi come Valerio Carboni, allora in realtà puoi tirare fuori dei risultati decenti. Se invece, come la maggior parte dei casi, non sei un cantante diciamo a quel livello, ma non dico che sei stonato, ma sei un cantante normale come possiamo esserlo tutti noi che comunque componiamo e cantiamo, siamo intonati, però non facciamo i cantanti, ecco, io dico molto pragmaticamente, per me costa molto di meno chiamare in studio, scrivere il mio provino, cantarmelo anch'io senza anche i plugin eccetera quando serve, e anche con una voce che imita la voce femminile, però costa molto di meno e ottiene frutti decisamente, risultati superiori, chiamarmi i cantanti in studio, e non soltanto far interpretare, diciamo, il mio pezzo, il mio provino, serve anche a dare una dritta loro in termini di interpretazioni, ma chiedere anche il loro supporto, consiglio, la loro, diciamo, idea interpretativa, che è una cosa che al momento l'intelligenza artificiale, anche se nel futuro potrebbe farlo, però al momento non fa, per cui in realtà quello che viene fuori a livello qualitativo, come diceva Stefano, da tutte queste piattaforme musicali così, è musica a basso livello, brutta. Cioè, però proprio pragmaticamente io mi metto nei panni, proprio, e poi chiudo, di un produttore attuale, cioè il tipo Lomino che caccia ancora dei soldi quando ce ne sono per produrre un qualcosa. Io fossi un produttore, al di là del fatto artistico, al di là che l'intelligenza artificiale mi possa creare poi nel futuro delle cose bellissime eccetera, ma io fossi un produttore, io avrei paura, cioè io non mi affiderei all'intelligenza artificiale, se non altro per il fatto che proprio perché è un enorme database e non si sa che cosa succede all'interno del database, io da produttore non ho la certezza matematica che quello che mi viene fuori è diciamo libero da questioni legali di diritto d'autore, così. Per cui io produttore sarei il primo a rifiutare a priori l'intelligenza artificiale. In questo senso. Poi il discorso che facevi tu, Marco, cioè che ora bisogna considerare gli stem o le singole tracce eccetera, sì, però poi nel momento in cui non so, la produzione di Netflix ha in mano le singole tracce, che fa? Chiamerà poi il musicista, compositore di turno, programmatore eccetera, così, e gli farà rielaborare a lui queste tracce, perché comunque l'intervento umano creativo ci sarà comunque, non sarà la macchina che lo fa. Penso. Sì, forse è un conto però l'intervento di un programmatore, un conto l'intervento di un compositore o di una cantante e via dicendo. Ecco, io quello che posso immaginare è anche quel tipo di problematica lì, cioè nel senso che bisognerà cambiare molto, ecco, dal punto di vista proprio professionale, i propri skill professionali. È sempre accaduto questo? Sì, quando ogni 10 anni si cambia la modalità perché cambia lo strumento. Poi detto questo, io sono il primo come te a condannare se dovesse succedere una cosa simile, perché questa ovviamente ti uccide la creatività. Però quello che c'è da, diciamo, noi professionisti, che diciamo, ogni 10 anni cambia sostanzialmente questo mondo tecnologico, per cui
o ci adattiamo o cambiamo lavoro. E questo parlo proprio vai. Posso? Scusate, la questione degli STEM, al di là dell'intelligenza artificiale, è molto più preoccupante, e ho delle esperienze dirette, perché nel momento in cui tu, per esempio, consegni lo STEM degli archi che hai registrato con l'orchestra dove la vai a fare, eccetera, quello STEM in realtà è nulla, è un supporto armonico al quale si può mettere un'altra melodia. E vi ripeto, esistono già dei precedenti in questo, per cui adesso c'entra poco con questa cosa, però è chiaro che se tu metti in questo fantomatico database di queste Aiva o Sandro o Mabert o Bumi, eccetera, anche il mio STEM di archi che ho fatto per una fiction che ha montato magari Testoni o qualcun altro, e questa cosa va a finire in questo calderone senza che io lo sappia, e un giorno io potrei sentire, perché io riconosco ogni nota di quello che ho scritto in 30 anni, forse anche di più, per cui non potrei dire nulla, perché quella cosa lì è diventata proprietà di una macchina infernale di intelligenza artificiale che prende quello STEM e lo gira, lo modifica, eccetera. Cioè, ragazzi, sono problemi grossi. Cioè, io capisco, Manfredi, è bello, il futuro non si ferma, cioè bisogna andare avanti, eccetera, però qui stiamo dando spazio a smanettoni e mediocrità. Già i conservatori, ragazzi, il vecchio ordinamento ci faceva entrare a 11 anni, ne uscivamo a 21 quando andava bene. Adesso a 18 anni entrano e si scrive una composizione senza aver fatto neanche teoria di solfeggio. Allora, se vogliamo che questo sia il mondo futuro, dove il musicista di una colonna sonora non necessariamente sia un musicista, accettiamo. Tanto, voglio dire, ormai sono anche avanti con gli anni, quindi dovrò accettarlo per forza, però è inquietante. Sì. Nel frattempo è venuto Stefano Silvestri, allora grazie di averci aspettato. Stefano, cosa ne pensi banalmente di tutto questo? Cioè, tra i pro, i contro, peraltro qui ho sentito più contro che pro, però io vedo ad esempio da ciò che ci arriva dei commenti di chi interviene, insomma c'è una sorta di possibilismo in atto, di dire non facciamoci fagocitare, teniamoci l'intelligenza artificiale, cerchiamo di utilizzarla in modo umano, che poi è il sogno di tutti, utilizzare la tecnologia in modo umano. Che cosa ne pensi, Stefano? Allora, credo innanzitutto che si stia un po' sottovalutando l'importanza di quello che stiamo vivendo adesso. È la nuova rivoluzione industriale e la colloco sullo stesso livello di cambiamento per la società che ha avuto l'arrivo delle macchine a vapore, l'arrivo dell'elettricità, senz'altro superiore all'arrivo di internet e dei social. È qualcosa per cui alla fine possiamo decidere di opporci, decidere di non opporci, arriverà tutto. Poi, chiaramente, embrace it o not to embrace it, come direbbero gli americani. Alice immagino che vorrà ritirarsi in uno chalet in montagna senza alcuna connessione a internet, è una scelta, così come oggi uno può fare survivalista e chiudersi in un bosco dell'Oregon e vivere di cacciagione. Il futuro è quello. Le intelligenze artificiali oggi non sono intelligenti, cioè come si usa adesso spesso dire, dicono quello che sanno ma non sanno quello che dicono. Le intelligenze artificiali generative sono non intelligenze artificiali che sono addestrate a mettere la parola giusta dopo la parola precedente. Un esempio che si può fare tranquillamente è questa casa non è. Dopodiché, se a dirvelo è vostra madre mentre entrate a casa alle 3 del mattino, l'intelligenza artificiale capisce che questa casa non è un albergo e ci mette un albergo dopo. Se l'intelligenza artificiale capisce che siete davanti a un notaio, dirà questa casa è mia e via dicendo. Cioè l'intelligenza artificiale in realtà capisce semplicemente quello che deve dire correttamente nell'istante dopo.
L'intelligenza artificiale generativa che crea immagini capisce qual è il pixel da mettere attorno al pixel mancante. Lo fa molto bene, simula un'intelligenza che non ha, però stiamo lavorando anche a quelle, si chiamano AGI, che sono intelligenze artificiali generali, Artificial General Intelligence, e quelle invece ragioneranno, quelle avranno creatività, quelle saranno in tutto e per tutto succedanei di noi umani. Ci arriveremo? Non ci arriveremo? Ci sono studiosi che dicono non ci arriveremo mai, altri che dicono ci arriveremo tra 40 anni, altri che dicono ci arriviamo dopodomani. Questa in questo momento è la discussione. Quando chiaramente vedo la velocità con la quale sta esplodendo anche la capacità di calcolo, ieri c'è stata la conferenza stampa di Nvidia che ha già messo, cioè commercializzerà delle GPU che sono 5 volte più potenti di quelle attuali, consumando molto meno corrente elettrica. La corrente elettrica, scusate dico tutti questi tecnicismi, ma avendo un sito appunto si chiama Tech Talking dove parlo di tecnologia e mi appassiono anche al tema. La corrente elettrica è attualmente un limite, ok? Cioè un po' come quelle blockchain quando tutti volevano fare il mining delle criptovalute e poi si spegnevano i villaggi circostanti perché non c'era abbastanza corrente elettrica. In questo momento far girare l'intelligenza artificiale oggi sugli attuali chip è estremamente energivoro. Man mano che andremo avanti con chip che richiederanno sempre meno corrente elettrica, con sempre più capacità di calcolo, potremo fare operazioni incredibili. Cioè ad esempio le GPU che ha presentato ieri Nvidia sono capaci di gestire large language model da 17 passa miliardi di dati, diciamo così, contro l'1,7 trilioni, contro 1,7 trilioni di dati con i quali è trainato ChatGPT. Quindi potremo avere delle intelligenze artificiali generative che in realtà, come vi spiegavo, sono un po' stupide, ma sembrano incredibilmente più intelligenti perché saranno trainate su una mole di dati, di variabili incredibili. Dopodiché la percezione che c'è delle intelligenze artificiali varia da nazione a nazione. Le nazioni occidentali, dove c'è uno status quo conclamato e garantito, dove abbiamo tutto che è solo da perderci, sono quelle dove c'è maggiore scetticismo verso l'intelligenza artificiale. C'è un amore per le intelligenze artificiali in tutti i paesi sottosviluppati, vengono viste come quello strumento che permetteranno di recuperare il gap che attualmente hanno con l'Occidente. Quindi c'è un'indagine di YouGov, che come dire, un po' la Doxa, se vogliamo, in inglese, intervistato, ha fatto un sondaggio a livello mondiale, e ad esempio gli Emirati Arabi o l'India sono i posti al mondo dove c'è maggior voglia di intelligenza artificiale, c'è maggiore scetticismo ad esempio in Svezia, negli Stati Uniti e nel resto dell'Europa. Quindi quando sento che noi siamo tutti un po' spaventati, e facciamo bene a esserlo, è perché abbiamo tutto e solo da perdere. Parlavo con un direttore di un'agenzia di comunicazione che ha creato uno spin-off pensato per le aziende che vogliono entrare in intelligenza artificiali e mi diceva divertentemente che le sue più grosse resistenze che sta incontrando a far adottare l'intelligenza artificiale sono dai giovani. Perché noi di una certa età, io senz'altro, abbiamo già vissuto e preso tanti schiaffi in faccia dai cambi della realtà. Io nasco come giornalista cartaceo, è morta la carta. Mi trasferisco sull'online, muore l'online, muore il giornalismo. Inizio a lavorare a quelli della sera che costa, mi pagano degli articoli, adesso Cairo paga 14 euro l'ordine. E quindi ho preso talmente tante botte, so talmente tanto della vita quello che oggi ho, tra 10 anni potrei non averlo più, che sono molto più lesto a capire quando cogliere l'occasione piuttosto che uno giovane che si deve ancora sgretolare il terreno sotto i piedi, mettiamola così. Se c'è un sito che vi interessa molto interessante, si chiama layoffs.fyi, che è for your information, e layoffs sta per licenziamenti. Conta tutti i licenziamenti avvenuti. Stefano, scusa, lo puoi scrivere nella chat privata che poi lo giro sul... Sì. E se andate a guardare qua su questo sito vedrete il numero di licenziamenti che ci sono a partire, sono verificati dall'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno solamente nel mondo della tecnologia 209 imprese hanno licenziato 50.000 dipendenti e siamo a metà marzo. I licenziamenti stanno avvenendo
sorpresa anche presso le società che sviluppano intelligenze artificiali. Perché in questo momento qual è il punto? Se tu sei un ingegnere che lavora alla AGI, quella di cui parlavo prima, il top di gamma, ecco, devi essere una persona che deve aver iniziato a studiare intelligenze artificiali con un PhD molti anni fa, quando erano veramente poche persone a farlo. Se oggi sei uno di quelli che ha lavorato alla creazione di ChatGPT, che diciamo così è un po' l'intelligenza artificiale di seconda fascia, oggi il tuo stesso lavoro è sostituibile da quell'intelligenza artificiale che hai tu stesso creato. Quindi anche il discorso che si creeranno nuovi posti e nuove fonti di occupazione, io sorrido quando leggo questa cosa, perché sì, è vero, ma non è che adesso ne prendiamo qualche milionata di persone di 50 anni e le ricicliamo tutte a lavorare con l'intelligenza artificiale. Poi in combinazione ho scritto in questi giorni una serie di articoli che tracciano e descrivono un po' la fusione tra robotica e intelligenza artificiale. C'è un'azienda che si chiama Figure.ai, ma è una delle tante che sviluppa vecchi robot, o come quelli che sviluppa anche Elon Musk. E tutti hanno detto, beh, a questo punto perché dentro questo robot non ci metto ChatGPT per farla breve? Il risultato sono dei robot che sono capaci di una serie di operazioni che adesso, se volete spaventarvi, vi linko l'articolo, e anche in questo caso ci saranno intere catene di montaggio che salteranno. Uno, tanto per farlo apposta, Combinazione ha pubblicato ieri un articolo nella catena di montaggio di Mercedes, e nel frattempo vi linko anche il video. In questo video qua che trovate su YouTube vedete il livello di risposta e di interattività che ha il robot di Figure.ai nel parlare con un ricercatore, e non voglio spoilerarvi, ve lo guarderete voi e capirete. Ora immaginatevi poi quello che vi mostrerò e che vedrete in questo video applicato a una catena di montaggio. Il punto è che se ci disperiamo o non ci disperiamo cambierà ben poco. Però stiamo avendo il privilegio e la fortuna, barra sfortuna, di vivere uno di quei momenti epocali, e quindi per chiudere il mio intervento, che purtroppo temo di aver già sforato, come ha detto Elon Musk un po' di tempo fa, ha detto credo che arriveremo alla fine dell'umanità a breve, però sarà stato senz'altro interessante poterla vedere in prima persona. Adesso se guardate il video mettete sull'audio e dopodiché io adesso sto zitto e poi nel caso volevate parlare o passate al prossimo ospite. Hey, Figure One, what do you see right now? Chiede cosa vede. I see a red apple on a plate in the center of the table, a Quindi drying rack dice, with vedo cups una and a mela plate, rossa, vuol dire che and lui ha la you capacità standing di nearby capire with your cosa sta hand vedendo on the davanti. table. E questo Great. Can I have something to eat? una videocamera, lui capisce cosa ha davanti. Sure thing. Vi ho chiesto di passargliela, guardate la manualità del robot peraltro. Great. Can you explain why you did what you just did while you pick up this trash? On it. So I gave you the apple because it's the only edible item I could provide you with from the Mi table. ho chiesto perché gli ha dato la mela, e lui ha detto ti ho dato la mela perché è l'unica cosa che potevi mangiare, quindi capisci la domanda, capisci la risposta, capisci cosa davanti, Great. capisci So, cosa è mangiabile e cosa non based è on the scene right now, where do you think the dishes in front of you go next? E dice dove credi che devono andare i piatti adesso che è davanti a te? The dishes on the table, like that plate and cup, are likely to go into the drying rack next. Adesso dice devo mettere nel cestello della lavastoviglie. Of course. L'ha pure sistemato. All right, so how do I you robot think di you Elon did? Musk sono capaci di manipolare le uova. I think I did pretty well. The apple found its new owner, the trash is gone, and the tableware is right where it Sto dando un belongs. giudizio sul suo operato. I agree. Thanks, Figure One. Ok, in Figure One, welcome. If there's anything adesso else se you need volete help with, just let me know. possiamo interrompere, ho fatto un articolo su tutti quelli che stanno investendo in Figure One e stanno arrivando soldi da
da tutti, cioè ci sta investendo OpenAI, ci sta investendo Amazon, ci stanno investendo, adesso ve lo dico con esattezza. Questa è un'altra applicazione, è un'altra applicazione alla quale nessuno pensa, ok? Cioè tutti pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo a ChatGPT, c'è anche questa applicazione dell'intelligenza artificiale. Io l'ho detto in testa alla puntata. Avanti altri 40 anni. Comunque hanno investito Intel, LG, Parkway, Venture Capital, Align, Arc Venue, Alia Capital, Tamarack, Nvidia, Microsoft, Jeff Bezos. Sì, lo sai, ne parlavamo all'inizio, anche di Amiad, questo laboratorio finanziato dalla Francia, 300 milioni di euro per l'unione, voglio dire, di intelligenza artificiale, robotica e industria bellica, che da quanto so è forse il massimo dell'inquietudine, cioè pensare che anche nella guerra certo, ma ci sono già i droni, cioè già stanno sviluppando droni a dei livelli ormai totali e incontrollati. Ecco, quindi forse è quello la cosa. Allora, sai, questo, allora, da un lato ci resta la speranza che in un caso di guerra quel drone venga impiegato soltanto contro altre forze militari. Chiaramente se lo vanno a impiegare contro un civile, tu hai di fronte a te qualcosa che non puoi, con la quale non puoi contrattare, parlare, discutere, intenerire, fare leva sotto un tetto. È una macchina che fa quello che deve fare. C'è anche un problema di controllabilità, cioè un po' di tempo fa si era sparsa la voce che fosse accaduto realmente, non era accaduto realmente, era accaduto in una simulazione di quello che sarebbe accaduto se. Comunque l'esercito americano aveva fatto questa simulazione in cui simulava di usare un drone per andare a uccidere dei bersagli in un villaggio. E gli ha dato il comando che per nessuna ragione al mondo il drone avrebbe dovuto deviare dalla sua missione. Arrivati verso la fine, cioè in prossimità del target, l'operatore ha dato il comando opposto, cioè ha detto fermati, e quindi ha, come dire, contraddetto se stesso. E dalla simulazione non è accaduto in real life. Il drone si è girato ed è tornato per uccidere il suo operatore che gli aveva detto di bloccarsi, perché il comando era non fatti bloccare e vai oltre qualunque ostacolo ti si frappone. Cioè in quel momento il drone ha interpretato l'operatore come l'ostacolo che si frapponeva alla realizzazione della missione. Chiaramente sono tutti dettagli che poi verranno sistemati con le future interazioni. Non so se avete seguito il caso del taxi di Cruise o Waymo, non ricordo, che a San Francisco ha, per sbaglio, ucciso una persona ed era un taxi robotizzato. Questa persona era stata colpita da una macchina guidata da un umano, sbalzata nell'altra corsia, il taxi stava procedendo nell'altra corsia regolarmente e c'era questa persona sdraiata per terra, il taxi non l'ha riconosciuta come un umano, perché chiaramente è stato addestrato a riconoscere un umano camminando a piedi, non una pallotolata accartocciata per terra. A questo punto, messo di fronte al quesito degno di Asimov, no? Cioè le famose leggi della robotica, lui ha dovuto tutelare la persona che aveva on board e quindi è passata oltre l'ostacolo, non riconoscendo come umano. E quindi ha trascinato questa persona, che ci auguriamo fosse già morta dall'impatto precedente, per un po' di minuti. Quindi ci sono anche queste applicazioni di intelligenza artificiale che segnano il fatto che noi stessi stiamo sistemandole e fissandole. Quindi magari tra un po' ci saranno dei droni perfetti che capiranno esattamente chi uccidere e chi no, taxi che capiranno quando fermarsi e quando no, poi anche lì si aprono altri problemi interessanti, cioè supponiamo che riconosca che quella persona, cioè quello che ha davanti a sé non è un ostacolo ma è una persona, ha un'altra persona on board, anche dalla precedenza. C'era il famoso dilemma della donna incinta che attraversa la strada davanti a una macchina a guida autonoma, no? Cosa fai? È più importante la donna incinta o magari la persona che è dietro che non è portatrice? È una cosa che dicono spesso quando si incontrano le strade buie, un cervo che ti attraversa la strada, un gatto e via dicendo, devi tirare dritto. L'intelligenza artificiale darebbe la precedenza all'umano piuttosto che al gatto. Tra due umani sarà curioso, permettetemi il termine, vedere chi privilegerà. Comunque, voglio dire che ci sono milioni di applicazioni per l'intelligenza artificiale che vanno oltre la generazione delle musiche
E poi voglio dire, nel vostro ambito capisco quello che dite, ma tempo fa era uscita una finta traccia di Drake che aveva spopolato su YouTube e che io francamente, da non grande amante di Drake, credevo fosse vera. Cioè, quello che voglio dire è, voi avete chiaramente un orecchio particolare, un'attenzione particolare. Tenete presente che quando voi magari direte questa colonna sonora fatta dall'intelligenza artificiale di Hans Zimmer era schifosa, per il 90% delle persone che saranno in sala probabilmente non lo sarà e manco se ne accorgeranno. Così come mi riallaccio, ci sono effettivamente molti siti che scientificamente hanno dei bot che prendono gli articoli, li ripubblicano fatti con ChatGPT intestando i redattori che non esistono, non tutti se ne accorgono, ahimè. Ma io dico sempre che forse il compito dell'intellettuale, se... Scusate, qualcuno che alza la mano, quindi poi dopo... Sì. Io credo che il compito dell'intellettuale sia comunque anche quello di vegliare su tutto questo, cioè nel senso, se tu mi dici giustamente il pezzo di Drake e Weeknd, poi l'altro era in coppia, che io potrei dirti, e come me lo diranno altri compositori e musicisti qui, che per certa musica di livello piuttosto, come posso dire, mainstream, un tanto al chilo, la differenza obiettivamente non si nota. Come potrei dire per certe fasce sonore o bordoni che sentiamo all'interno di colonne sonore, se lo fa probabilmente l'intelligenza artificiale lo fa molto meglio degli umani. Quello che credo che tutto questo spinga poi alla fine a uno sforzo di tutti noi, intellettuale, creativo, soprattutto creativo, perché io il discorso di Alice che faceva prima a proposito, no, del maquillage continuo su tutto ciò che è intorno a noi, a partire dai filtri di Photoshop, quello che vedete sui social e via dicendo, in fondo quel vocalist non è nient'altro che quello, cioè è un qualche cosa che abbellisce, ma il concetto di bello che cos'è? Se il concetto di bello è quella cosa lì, io credo che prima Roberto Manfredi parlava di Stockhausen, e io potrei parlare di tanti musicisti e compositori contemporanei che obiettivamente facevano della musica non certo easy listening, ma eppure hanno rivoluzionato, parlo di John Cage, parlo di Brian Eno, anzi Brian Eno già è molto più leccato rispetto a un John Cage, insomma, ma abbiamo Maderna, come dice Stefano. Come? Maderna, come dice Stefano Caprioli. Maderna, ma ce ne sono tantissimi di compositori che nel mondo attuale avrebbero 4 visualizzazioni al giorno, ma eppure hanno rivoluzionato la storia della musica. Quindi io ci andrei cauto, però a questo punto devo far parlare Luigi Dulcis in fundo. Allora, e forse è il caso di tornare anche magari all'oggetto al focus del nostro discorso, cioè quello relativo alla musica. Ecco, te da questo punto di vista, ritornando, facendo un po', hai sentito un po' tutte le opinioni, sì, sia come compositore sia come utente, come ti ci ritrovi in questo meandro di opinioni, riflessioni e via dicendo? Ma io, chiaro, arrivando alla fine, intanto ho ascoltato e vi ringrazio con grandissimo interesse perché ho appreso una serie di cose molto interessanti che sicuramente approfondirò. Io in generale ho avuto un atteggiamento scettico, nel senso che non sono contrario o favorevole, ho cercato di studiare, che è quello che faccio normalmente quando c'è, diciamo, un evento nuovo che si manifesta. Ecco, se posso fare solo una piccola digressione prima di rispondere sulla parte musicale. Io ho scritto tempo fa, perché oltre alla mia attività compositiva collaboro da anni con il Fatto Quotidiano e insegno tra l'altro anche al Master in Sonic Arts a Tor Vergata, quindi ho, diciamo, anche un'attività di docenza, un rapporto con i ragazzi, e sono questi problemi che escono costantemente a lezione, no? È chiaro che c'è un po' una paura che serpeggia. Intanto io vorrei solo dire una cosa sul fatto proprio della definizione, cioè quando
noi siamo costretti a discutere nei termini, diciamo, che ci ha imposto la stampa mainstream, no? Per cui dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Io tempo fa facevo un'osservazione dicendo attenzione, perché su cose artificiali possiamo essere tutti abbastanza d'accordo, no? Però su cos'è l'intelligenza in generale ancora oggi non c'è tutto questo accordo. Faccio un esempio banalissimo. Ci sono per esempio studiosi come Howard Gardner che dicono non esiste l'intelligenza, esistono le intelligenze, quindi c'è l'intelligenza musicale, c'è l'intelligenza spaziale, c'è l'intelligenza motoria e ci sono altri 10 tipi di intelligenze diverse, tra cui per esempio potrebbe esserci quella artificiale, aggiungo io tra parentesi. Ci sono altri studiosi come Diri per esempio che dicono no, attenzione, l'intelligenza è un'unica riserva a cui poi si attinge, no? A seconda dei nostri talenti particolari, della nostra biografia, eccetera. Se noi leggiamo anche sulla Treccani la definizione di intelligenza, è una delle cose più fumose, più vaghe, più incomprensibili, io credo, tra tutte le definizioni, così anche come quella di creatività, che è piuttosto fumosa. Per cui dico, attenzione, perché noi poi parliamo di intelligenza artificiale prendendo per buona questa cosa, e non guardiamo la parola intelligenza che forse tra le due è quella, come dire, più sulla quale bisognerebbe, come dire, accendere un attimo i riflettori. Faccio un passetto di lato. Io ho letto un bellissimo libro che si chiama Irriducibile di Federico Faggin, che parla dell'intelligenza artificiale. Ora, è un libro difficile perché io non ho competenze matematiche e ci ho messo un anno a leggerlo, ok? Però Faggin è il padre del microprocessore e delle porte di silicio, cioè i computer moderni senza di lui non esisterebbero sostanzialmente. Lui è andato in America, ovviamente al solito in Italia lo l'hanno finanziato, è andato lì nella Silicon Valley e ha, tra virgolette, insegnato agli americani a fare i computer. Io vi leggo un piccolissimo passo che io ho riportato in un mio articolo. Lui dice: per anni ho inutilmente cercato di capire come la coscienza potesse sorgere da segnali elettrici o biochimici e ho constatato che invariabilmente i segnali elettrici possono solo produrre altri segnali elettrici o altre conseguenze fisiche come forza o movimento, ma mai sensazioni o sentimenti che sono qualitativamente diversi. È la coscienza che capisce la situazione e che fa la differenza tra un robot e un essere umano. In una macchina non c'è nessuna pausa di riflessione tra i simboli e l'azione, perché il significato dei simboli, il dubbio e il libero arbitrio esistono solo nella coscienza di un sé, ma non in un meccanismo. Io faccio sempre l'esempio di Petrov, quello che ci ha salvati dalla guerra nucleare. Quello gli avevano detto: se succede questa cosa tu intervieni. Lui ha capito, ha avuto il dubbio che quel flash che aveva visto non fosse un missile che era partito ma un altro evento, e non ha azionato il famoso missile che avrebbe scatenato la guerra nucleare. Non so come sarebbe finita con un'IA messa lì a fare... È esattamente il contrario di quello che ci diceva prima Stefano Silvestri a proposito della decisione del drone di uccidere lo stesso comandante. Però io su questo, ripeto, non ho certezze, ho solo molti dubbi, perché mi pongo ovviamente umilmente da compositore che si affaccia a studiare e a capire queste cose, più che altro preoccupato dal fatto di avere un figlio che vivrà in un mondo che vorrei cercare di decodificare. L'altra piccola cosa che mi ero appuntato, che ci tenevo tantissimo a leggervi, perché il tema oggi secondo me non è che cosa noi possiamo fare della tecnologia, il tema è oggi come la tecnica disporrà di noi. Guardate, c'è una cosa che è davvero profetica, che ha scritto Martin Heidegger, che lo so che non è simpatico a molti perché era nazista, però dell'età della tecnica aveva davvero capito tutto, e lui diceva: ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica. Di gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca. Io penso, questo è del 1959,
cioè per me è una sorta di preghiera laica, perché veramente tocca, come dire, il problema non è che il mondo diventa un dominio della tecnica, cosa che è già diventata, è che noi non siamo adeguati come esseri umani a, come dire, gestire questa situazione. Ora, le macchine hanno una forma di pensiero che lui chiama pensiero calcolante. Noi abbiamo una forma come esseri umani di pensiero meditativo. Torniamo un po' alla questione della coscienza, no? Di quello che diceva Fagin, che è un po' la nostra, come dire, la nostra unica e sola arma di difesa in questo momento, se vogliamo vederla come una questione di conflitto con quella con le macchine, il rapporto con le macchine. Io spero di no, mi auguro di no, però c'è chi la vede in questo modo, i grandi scrittori di fantascienza, c'è tutta una letteratura su questo. Questo giusto per per dare il mio contributo su un tema che è andato giustamente oltre la questione musicale. Se stiamo sulla questione musicale, io ovviamente mi sono affacciato con grande curiosità da compositore per capire come tutti questi software, questi strumenti potessero essere, come dire, piegati a quella che è la mia creatività. Nel senso che io non ne ho mai avuto paura, sinceramente, non ho mai pensato che Aiva mi potesse rubare il lavoro o che Rifusion o Vocalist o chi per loro potesse farmi le scarpe come compositore. Io qui però devo fare una precisazione che in parte ovviamente è già stata fatta, è venuta fuori, cioè bisogna sempre contestualizzare, cioè chi è oggi che deve avere paura di queste tecnologie? A me dispiace essere, tra virgolette, cioè dover dire una cosa politicamente scorretta o antipatica, però il compositore che scrive, come dire, un poema sinfonico, la grande colonna sonora, quindi un'opera ricca, grande, articolata, dove, come dire, la struttura, la parte autoriale, la biografia, la biologia entrano nell'opera, non ha da temere rispetto a quello che può fare un computer, anzi probabilmente diventa un fantastico assistente, nel senso che, come diceva Marco prima, se io devo comporre un bordone per un film perché mi serve in quel punto, magari lo faccio con un programma che me lo fa in maniera favolosa, molto meglio di quanto lo potrei fare io utilizzando un software. Ma sono io che decido dove mettere quel bordone, se metterlo per contrasto, se metterlo per anticipare quello che viene dopo, se metterlo per ricordare quello che è successo prima, e questo è un intervento autoriale, non è una cosa che può stabilire una macchina, cioè l'idea di dire io metto un film dentro e quello fa la colonna sonora, anche lì per carità probabilmente sarà possibile, ma quale film? Perché io non credo che Terence Malick si affiderebbe mai a un'IA per fare una colonna sonora di un suo film, ok? Non credo che un grande regista che è un autore si affiderebbe a un'IA, non ce n'è davvero ragione. Magari il giornalista che deve fare la clip al volo, montarla nel furgone, mandarla in diretta dopo 10 minuti, cioè sai che c'è, invece di chiamare il compositore, invece di usare la library, invece di farlo io con chat GPT o synth GPT che gli dico mi carico dentro Soundtrackator 2.0 il mio video e lui mi dà il risultato. Per il servizio del telegiornale magari quella cosa va benissimo, quindi bisogna sempre distinguere. Però aspetta Luigi, ti potrei dire che esistono anche delle sottili modifiche del gusto che derivano da come posso dire, da indirizzi precisi di marketing e via dicendo, perché è vero, l'autore non scompare, però quanti film d'autore ci sono oggi come oggi e quante serie televisive dove il musicista può obiettivamente essere con grande scioltezza sostituito perché quello che gli si richiede è veramente di livello abbastanza basico. Ecco, anche quello forse è un tema. Ma però non è vero, ragazzi. Chiedo scusa, rispondo perché se no mi perdo la tua domanda è talmente corretta che se tu ci pensi, la meccanizzazione ha già sostituito tanti lavori. È chiaro che oggi all'autostrada non c'è più la persona che schiaccia il bottone, c'è il sensore automatico. Alle casse non c'è più una persona che ti fa il conto, c'è una macchina, perché detto brutalmente quel lavoro lo può fare chiunque. Ora onestamente io sono d'accordo con te, cioè, ma io lo dico da anni, ci sono delle colonne sonore che sono fatte utilizzando preset che noi conosciamo benissimo, noi musicisti, per esempio presi da Omnisphere o da
programmi che ti propongono già dei loop direttamente già fatti, dove sostanzialmente il compositore prende questo materiale, lo assembla e lo mette lì sotto. Allora è chiaro che questo lo può fare anche un computer. Cioè, se si tratta di fare composizione con i loop o prendere un preset, ci sono delle colonne sonore, io non le cito ovviamente per ragioni di buon gusto, dove io potrei citarvi, cioè, i suoni che sono stati utilizzati senza neanche essere stati un minimo lavorati. Allora, lì l'autore prende il preset di Omnisphere tipo, non so, Space Lakes 35, lo mette lì, schiaccia il do centrale, quello fa tutta la sua cosa, eccetera. Anche lì, no, io l'ho scritto tempo fa, tu i diritti a chi li riconosci? Cioè li riconosci a quello che ha programmato il suono, li riconosci al compositore. Adesso questa roba confluirà nei database dell'intelligenza artificiale che sfrutta questo materiale per restituire, cioè si crea, è un discorso enorme. Per stare stretto, io dico, temo che abbiano più da temere tutti quei prodotti, diciamo, che sono, tra virgolette, meccanizzabili. Cioè la serie di Netflix fatta, che chi la fa è uguale, chiaramente quei compositori lì un problemino ce l'avranno. Chi fa lavori autoriali o presume di fare lavori autoriali, secondo me non ha molto da preoccuparsi da questo punto di vista, perché comunque, diciamo, il suo intervento autoriale, creativo, umano, di lettura, cioè io dico sempre, la composizione del film comincia con la lettura del film, col fatto di parlare con il regista, di capire cosa vuole tirare fuori, no? Se tu fai fare la musica di un film a 10 autori diversi, vengono 10 musiche diverse. Quello che oggi invece avviene con le macchine è un po' il contrario, cioè che si rischia che poi queste macchine tirino fuori del materiale che sostanzialmente, dato che funziona con tag e preset, no? Cioè io leggo il mood, faccio l'esempio, leggo il mood della scena d'amore e allora faccio il tema d'amore, ma magari il regista dice sì, è vero che è una scena d'amore, ma è un ricordo, quindi è un ricordo in cui il protagonista ha un ricordo negativo che però preclude a qualcosa di positivo. Allora già lì tu come autore, cioè, fai delle scelte diverse. Io non escludo che questa cosa non si potrà fare anche con le macchine, ma il rischio è che diventa talmente complicato programmare una cosa del genere che uno dice vabbè, faccio prima a chiamare un autore, che tra l'altro è anche più piacevole, se no tra un po' saremo tutti chiusi in casa davanti al computer e come dire, la nostra vita si ridurrà a stare davanti a una tastiera. Quindi per concluderla, diciamo, io non sono pessimista relativamente a chi ha una formazione musicale, culturale, io direi anche umanistica solida. Sono un po' più preoccupato, compresi molti miei studenti, per tutti quelli che, come si diceva, si affacciano magari alla composizione a 25 anni senza aver fatto mai solfeggio, senza aver mai letto nulla, nessun manuale, nessun romanzo, nessuna cosa, e ti dicono io voglio comporre, e lì la difficoltà è di dire, cioè, leggiti un romanzo, studiati un manuale, vatti a sentire dei concerti. Ci sono molti studenti per cui la musica da film è Zimmer, fine. Cioè, tutto quello che esce da quel segmento non esiste. Quindi diciamo, io non sono né pro né contro, penso che l'unico modo che abbiamo per migliorare la realtà è quello di essere critici, saldamente critici. Poi magari la realtà ci sorprenderà e sarà straordinaria. Allora, dunque, noi avevamo detto non dobbiamo superare l'ora, ragazzi, siamo arrivati a 2 ore e io veramente però sono contentissimo di tutti gli interventi, tutti veramente sono tutte delle gemme in qualche modo, perché dal primo all'ultimo avete, penso, contribuito a far capire, speriamo, a chi ci ascolta che cosa è questa rivoluzione che sta accadendo. Poi alla fine, come al solito, non si può tenere la questione relegata alla musica, perché un tema è talmente vasto che andiamo da tutte le parti. Io voglio ringraziare allora tutti quanti, mi auguro di vedervi veramente ognuno di voi, perché sarebbe bello approfondire con ognuno di voi. Io ringrazio il mio
Massimo Privitera, socio di queste nostre vicende, Luigi Maiello, ultimo suo intervento ma fiammeggiante direi, Niccolò Bottura che ci ha aiutato a capire tante cose dal punto di vista anche legale, ma soprattutto andiamo a vedere il suo festival perché probabilmente da quanto mi dice sarà molto interessante. Alice Zecchinelli, la sua profonda umanità. Alice, grazie, perché veramente Stefano, io mi sono segnato tutti i link che tu mi hai dato e me li vado adesso a studiare una volta chiuso. Ascoltando Massimo te ne posso dare molti altri. Guarda, vai tranquillo, renderai le mie notti insonni, però. Allora Enrico, grazie a te ovviamente di aver testato da compositore e non da vocalist semplicemente il programma. Ringrazio Stefano, che lo sapevo che Stefano proprio avrebbe contribuito in maniera come posso dire, incisiva, ecco, chiamiamola così, a tutto il discorso. Grazie a Roberto Manfredi, perché senza di lui non si accendeva nulla qui insieme, anche Renato no, volevo solo ricordare che Vangelis è autodidatta e non sa leggere la musica. Sì, ma ce ne sono tanti di compositori che hanno fatto la storia della musica, insomma. Questa è un'altra puntata, sarebbe. Ha distrutto l'insegnante di pianoforte tedesca che mi ha fatto fare il solfeggio per 6 ore con il mio pianoforte chiuso a chiave. L'ho mandata via e ho imparato a suonare da solo. Quindi, insomma, una parola finale di conforto, passione e sentimento che sono e restano umane. Ci abbiamo aperto e chiuso con questa frase, Renato, quindi che è anche una speranza. Ragazzi, allora, esatto. Grazie a tutti, ringrazio anche chi è andato via, Sabrina Zunnui, Adelmo Togliani, grazie a veramente tutti, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a te, grazie a voi. Grazie. Buona nottata.